Libera? Perfetto. Beh, intanto buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui in Sala Fallaci per un momento importante, la conferenza stampa sull'Ama Music Festival a Romano Dezzelino, quindi mi permetto di dire nel mio territorio vicentino. Desidero rivolgere il mio più caloroso benvenuto agli organizzatori, alle istituzioni, qui c'è anche la rappresentanza della Giunta, il sindaco, e ai partner e a tutti coloro che sono qui oggi venuti per la presentazione appunto di questo importante Music Festival 2026. Quindi benvenuti a Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale del Veneto, la casa dei Veneti, e quindi Romano Dezzelino ovviamente ne fa parte. Prima di entrare nel vivo desidero portarvi i saluti del nostro capogruppo in Consiglio regionale Claudio Borgia, che dovrebbe raggiungerci a brevissimo. Claudio non ha potuto aprire la mattinata insieme a noi, ma ci raggiungerà appunto per la parte delle conclusioni, quindi intanto presentiamo tutta la parte, diciamo, dell'evento. Sarà quindi mio piacere aprire questa iniziativa presentandovi appunto l'incontro di oggi. Per me è particolarmente significativo intervenire in questa occasione, lo è come naturalmente vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, ma ancora prima come cittadino di Vicenza, della terra vicentina, alla quale sono profondamente legato. Vedere il parco di Villa Negri di Romano Dezzelino diventare anno dopo anno uno dei luoghi di riferimento della grande musica italiana internazionale è motivo di autentico orgoglio. Ama non è più soltanto un festival, è diventato un appuntamento atteso, riconoscibile, capace di richiamare migliaia di persone e di far conoscere il nostro territorio ben oltre i confini provinciali e regionali. I 57.000 partecipanti dell'edizione 2025 raccontano con grande chiarezza la forza di questo progetto, ma dietro questi numeri ci sono soprattutto delle persone, delle idee, delle competenze, un lavoro enorme, faticoso, ma che è portato avanti con passione e con assoluta professionalità. C'è poi un aspetto che è particolarmente importante che riguarda questo festival. Ama riesce a parlare a pubblici diversi. Lo fa attraverso un programma capace di spaziare tra il rock, la musica elettronica, la indie e momenti dedicati alla solidarietà. Questa varietà rende il festival aperto, contemporaneo e capace di coinvolgere generazioni differenti. Allo stesso tempo ogni concerto diventa un'occasione per scoprire Romano Dezzelino, Bassano del Grappa, l'area della Pedemontana e l'intera provincia di Vicenza. Chi arriva per la musica incontra anche la bellezza dei nostri territori, dei nostri luoghi, la nostra accoglienza, le nostre attività, le nostre eccellenze, dico io anche enogastronomiche, perché poi è un territorio dove si mangia particolarmente bene. È proprio questa la forza degli eventi ben costruiti, sanno intrattenere ma anche generare valore, creare movimento e rafforzare il legame tra la cultura e il territorio. Per questo desidero ringraziare sinceramente tutto il team di Ama, gli amministratori locali, dopo magari lascerò la parola al sindaco anche per un saluto, i volontari, i partner e tutte le persone che spesso lavorando lontano dai riflettori rendono possibile una manifestazione di questa portata. Ogni anno trasformate questo festival in un'esperienza capace di far battere il cuore al nostro territorio, ma anche alle persone che naturalmente ci sono e che saranno presenti. A tutti voi quindi un mio augurio di un buon lavoro e una edizione 2026 ricca di soddisfazioni. Buon festival a tutti. Quindi ne approfitto per accogliere qui sul palco salutandovi, naturalmente il sindaco di Romano Dezzelino, se ti puoi accomodare c'è il totem qui per te, e dopodiché lasceremo la parola, lo anticipo già, a Andrea Dalmina, che è il founder dell'Ama, che quindi è sostanzialmente il cuore di questo festival. In bocca al lupo e ti lascio. Grazie. Ciao. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui in uno dei palazzi della Regione Veneto per poter portare il festival, Ama Festival e il territorio di Romano Dezzelino, di tutta la Pedemontana bassanese e del Grappa,
in questo luogo. È un modo per poterci espandere anche oltre quelli che sono i nostri confini territoriali e per poter arrivare a un pubblico ancora maggiore. Ama Festival sta diventando anno dopo anno l'appuntamento fisso che tutti noi attendiamo, che diventa un luogo magico all'interno prima di una villa veneta del nostro territorio, adesso nel parco di Villa Negri, che è un parco di proprietà comunale, e diventa anche importante per tutto il territorio perché con sé porta migliaia e migliaia di visitatori, porta migliaia di persone a soffermarsi su quelle che sono le nostre bellezze naturalistiche, le nostre capacità di attrarre le persone, ma soprattutto su quella che è la bellezza del territorio. Una delle cose importanti che ogni anno non mi stanco mai di ripetere è che Ama diventa esperienza non solo musicale ma una scoperta del territorio, una scoperta di quella che è la nostra realtà della pedemontana del Grappa e un modo per far conoscere a tutti quelle che sono le innumerevoli opportunità che si possono scoprire in tutta quella che è la nostra zona. Con Ama abbiamo intessuto un rapporto che va avanti ormai da 6 anni e su questo vorrei soffermarmi perché è quando c'è fiducia con un ente organizzatore che si portano avanti determinati progetti. Dallo scorso anno Ama si è trasferito dentro al parco di Villa Negri e quindi diventa anche un modo per diventare vicini e partner non solo che patrocinano l'evento ma anche che danno una mano in tutte le occasioni in cui si tendono a sviluppare progettualità e visioni per il futuro. La visione che Ama ha avuto è stata una visione importante perché non si è soffermata al singolo concerto ma lo ha fatto diventare un festival che dura tutta la giornata ma specialmente dal pomeriggio quando aprono i cancelli. E anche quest'anno il dispiegamento di forze è notevole, sia dal punto di vista dei volontari che dal punto di vista delle forze dell'ordine che saranno con noi ad aiutare il pubblico a essere più coinvolto e sempre sicuro. Questa è una delle caratteristiche che ci contraddistingue, che è quella di pensare a far divertire il pubblico e lasciar fuori tutte quelle che sono le preoccupazioni per chi poi viene ad assistere a queste manifestazioni. Il programma di quest'anno è un programma complesso che si svolge su 3 weekend più una extra date e sarà poi cura di Andrea Dalmina che è anche il direttore artistico della manifestazione nonché patron raccontarci un po' come si svolgerà quest'anno. La cifra di quest'anno è una cifra importante, si parla di decine di migliaia di persone che visiteranno il territorio, che arriveranno già in giornata o anche nei giorni precedenti, che si soffermeranno a portare ricchezza, a portare visitatori, a visitare i luoghi storici, artistici e culturali nei dintorni di Romano. È inutile non pensare a Bassano come meta principale e proprio per questo Ama è anche un esempio di collaborazione tra enti, tra realtà territoriali diverse e vorrei sempre ricordare a tutti che Romano De Zelino da sempre svolge la funzione di cerniera tra 2 province, quindi poco fa quando il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco ha ricordato la vicentinità che lo contraddistingue, noi siamo all'estremo est della provincia e di conseguenza diventiamo anche una porta di accesso per tutti coloro che provengono dal Trevigiano. Poi sappiamo che a pochi chilometri di distanza cambiamo addirittura regione, andiamo in Trentino e quindi essere al centro di questo snodo fa sì che sia logisticamente un luogo invidiabile, ma soprattutto che diventi anche di facile raggiungibilità per tutti quanti. Per cui nel ringraziare la Regione con i suoi consiglieri Borgia e Francesco Rucco per l'ospitalità, nel ringraziare l'organizzazione di Ama Festival per averci portato qui in questo palazzo a raccontare quello che succederà tra 10 giorni, vorrei salutare tutti invitandovi a Romano De Zelino, invitandovi a scoprire quello che è il nostro territorio, ma soprattutto a godervi quello che è il festival. Saranno 11 giorni di musica, 11 giorni di occasioni di relazioni e 11 giorni per poter cementare ancora di più un rapporto con persone che magari vediamo spesso solo tramite lo schermo di un cellulare, ma che abbiamo l'opportunità di vedere e di portare con noi a un evento indimenticabile. Per cui vi ringrazio e vi saluto tutti nell'arrivederci a Romano De Zelino.
Buongiorno a tutti, sono Andrea Dalmina e sono il fondatore di AMA Festival, evento che è nato nel 2015 e abbiamo festeggiato l'anno scorso la nostra prima decade di eventi e di esperienza legata agli eventi. Questa è l'11ª edizione che si svolgerà anche quest'anno in Villa Negri per il secondo anno. Per prima cosa io vorrei ringraziare davvero le persone che ci hanno dato l'opportunità di essere qui, perché per noi è davvero un traguardo importante essere arrivati oggi in questa sala. Siamo partiti come festival piccolino, abbiamo fatto un'evoluzione importante negli anni che io dico sempre che è un traguardo importantissimo, perché è un festival fatto di persone che credono fermamente nel progetto. Ringrazio il sindaco Simone Bontorin e l'Elisabetta, che anche lei qui presente, che è vice sindaco, perché senza di loro non saremmo arrivati a questi traguardi. Ringrazio anche le parole di Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio di Regione Veneto, per le belle parole dette. Ecco, il festival si svolgerà quest'anno nel periodo tra luglio ed agosto in due momenti, dal 10 al 12 di luglio con un extra date il 18 e dal 21 al 30 di agosto. Noi come festival spaziamo in più generi, guardiamo un po' a tutti quanti gli utenti e quindi abbiamo un po' diviso questi periodi in un luglio un po' più rock, diciamo così, rock metal. Ad agosto avremo 2 fine settimana con un weekend dedicato all'elettronica e un weekend dedicato poi all'ultimo weekend di agosto alla musica popular, nazionale popolare. Questo perché il nostro obiettivo è essere non solo un evento che deve portare nel nostro territorio spettatori che ascoltano musica, ma il nostro obiettivo è quello che fanno i festival internazionali, e cioè creare turismo musicale, turismo sostenibile, che possa usufruire delle bellezze del nostro territorio. Infatti noi in questi anni abbiamo creato tutta una serie di convenzionamenti con gli alberghi del territorio e anche con tutte le experience del territorio, per dare modo alle persone che parteciperanno di viversi durante la giornata il nostro bellissimo territorio, per ripetermi, e facendo appunto delle attività, e alla sera venire ai concerti. Ecco, la nostra idea finale è quella di creare nel tempo il vero festival diffuso, cioè il festival serale in Villa Negri e tutti eventi collaterali nel nostro territorio. Quindi io mi sono sempre immaginato che se a Romano De Zelino abbiamo degli artisti principali internazionali, perché no, in Cima Grappa contestualmente al pomeriggio ci potrebbe essere, che ne so, un attore di teatro, in Colle Dante ci potrebbe essere un quartetto d'archi. Ecco, insomma, l'idea è quella di creare una serie di eventi collegati al festival, affinché uno spettatore che viene dall'estero o da tutta Italia, con la propria mappa di eventi, si possa vivere tutto il giorno cultura e socializzazione, e a portarsi a casa un bellissimo ricordo, usufruendo tra l'altro di tutto quello che sono i servizi. Parliamo un attimino della line-up. Come detto, luglio avrà un genere musicale un po' più rock metal, e appunto, come ho detto prima, la nostra idea è quella di creare questi fine settimana dedicati con musica ben definita per creare spettatori e vendere abbonamenti dove le persone ci garantiscono di poter stare 2 o 3 giorni presso le nostre strutture. Il 10 di luglio avremo l'apertura del festival con questa giornata che abbiamo chiamato Ama Punk, per il trentennale di tutte le band punk italiane, e qui avremo Pancreas, The Rozer, Shandon e Persiana Jones, più 4 gruppi sul nostro secondo palco. Questa data è una data che è nata in sostituzione di una data internazionale dove dovevano esserci Architects e Prezi, che sono 2 band inglesi che però per problemi legati al loro touring hanno cancellato. L'11 di luglio invece avremo la prima vera band internazionale, che sono gli Scorpions, che sono leggende del rock, data unica italiana, e questa è una data importantissima per noi, perché io ascoltavo nel 92 i Queen, e gli Scorpion sono stati sul palco del Freddie Mercury Tribute, quindi averli da noi secondo me è una roba pazzesca, ecco.
Il 12 luglio avremo Alice Cooper, che è un'altra leggenda del rock, e sono tutte, ripeto, uniche date italiane di tutti i tour mondiali. Ecco, non mi dilungo per dirvi chi saranno anche le band prima, ma vi dirò solo gli artisti principali. Il 18 di luglio avremo Alex Britti, questa è una data in gratuito, noi che crediamo molto anche nella possibilità che il festival dà di fare beneficenza. Da quando noi abbiamo iniziato c'è sempre stata una serata dove noi abbiamo dato le donazioni raccolte in entrata a un progetto o a quell'altro. Quest'anno abbiamo deciso di donare i proventi delle entrate, quindi Amma Festival regala all'Associazione Oncologica San Bassiano tutte le strutture, tutti i servizi, paga Alex Britti, e di fatto tutte le entrate che saranno raccolte saranno devoluti all'associazione. Però insomma questo poi avrò modo anche di accennare chi verrà dopo di me. Però è un progetto molto importante. Poi andiamo a fine agosto, avremo questo weekend di musica elettronica con un super top DJ che è Alan Walker. Il 22 di agosto avremo un altro DJ importante che sarà Richie Houghton, con tutta una serie di DJ sottostanti, e poi il 23 avremo un'altra data in gratuito. Non possiamo ancora svelare chi sarà l'artista italiano, è una band italiana che si muove sul musico rock elettronica, perché ha un'altra data in Friuli Venezia Giulia e quindi insomma non si può dire. Però anche quella sarà un'altra data con tutta una serie di DJ. Il 27 di agosto avremo Tony Pitoni, che è stata la rivelazione di Sanremo 2026, insieme a Blue Vertigo, che si riuniscono dopo, mi pare, 10 anni. Il sabato sera avremo l'unica data del Nord Italia di Gigi D'Agostino, e questa è una data molto sentita per noi. Al sabato sera avremo un'altra data con un altro DJ internazionale che probabilmente sarà in collaborazione con Aperi Show, quindi importante anche questo. Non posso dire il nome del DJ perché non mi è possibile farlo. E la domenica avremo il recupero della data dello scorso anno, che sfortunatamente non abbiamo fatto per il maltempo, e saranno i Franz Ferdinand con i The Cooks. Quindi abbiamo tutto un profilo di artisti internazionali e per noi i migliori italiani, insomma, che ci sono a disposizione. Le novità di AMA 2026. Stiamo andando verso un festival che vuole essere di profilo internazionale, e quindi, come detto prima, abbiamo già sviluppato gli alberghi convenzionati, quindi di fatto uno spettatore che viene da distante può entrare nel nostro sito e nella sezione dedicata trovare tutti gli alberghi con i quali noi abbiamo stretto degli accordi commerciali per avere una scontistica dedicata per chi partecipa al festival. Troverà a breve anche tutte le experience, come ho accennato prima, quindi ci sarà la possibilità di usufruire di tutte le attività sportive, perché l'idea è quella che vi ho raccontato prima, quindi si potrà fare il parapendio a prezzo convenzionato, il rafting, le passeggiate con le guide, e questo è un po' l'obiettivo finale. Le altre novità che noi avremo quest'anno sono un secondo palco, perché l'idea è di lavorare nel tempo con 2 palchi che suonano in alternanza. Avremo avremo tutto un progetto di sostenibilità, quindi abbiamo stretto un accordo con Recig, che sono questa startup che raccoglie tutti i mozziconi di sigarette per riciclare la plastica. Abbiamo stretto degli accordi con WeGo, che è una startup anche questa per il trasporto dalla stazione da Bassano verso il festival e il ritorno, o verso i vari capoluoghi di provincia. Abbiamo anche quest'anno confermato l'acqua gratuita in area, che è molto importante, e abbiamo lanciato anche Giochi Senza Frontiere. All'interno del festival ci sarà anche uno spazio dedicato ai giochi di una volta, perché per noi è importante anche questo. Ecco, e questo per quanto riguarda la sostenibilità. L'ultima cosa per noi molto importante è anche la fruizione del food. Abbiamo stretto accordi con tutte le aziende del territorio, con Coldiretti, con panifici del centro città, per dare agli spettatori il miglior prodotto possibile a livello food. Questo per noi è importante, perché così riusciamo anche a distribuire parte del nostro business sul territorio stesso.
Ecco, ringrazio di nuovo la Regione Veneto per averci accolti e lascio la parola a Luca Pasqualato, che è il presidente dell'associazione Ama Festival. Come detto prima, l'associazione Ama Festival organizza Ama Festival ed è un festival davvero organizzato da una famiglia di persone. Lascio la parola a te, Luca, per i saluti finali. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto posso dirvi che è un grandissimo onore per me rappresentare questa associazione ormai da 7 anni. Ringrazio ovviamente il founder Andrea Dalmino, mio carissimo amico da tanti anni, che mi ha consentito di svolgere questo ruolo e lo faccio con molto orgoglio. Dico che oggi è una giornata molto particolare perché presentare il nostro festival per l'11ª edizione in questa sala, Oriana Fallaci, nella sede, come diceva prima il vicepresidente Rucco, che è la Casa dei Veneti, lo dico con orgoglio, visto che da 2 anni sono un consigliere comunale di un piccolo comune della provincia di Treviso, mi dà anche un po' di emozione e mi inorgoglisce. Io rappresento questa associazione Ama Music Festival, Arte, Musica e Amore, così la chiamo, da 7 anni. È un'associazione composta da un gruppo di persone che si sono messe in gioco tanti anni fa, su un pungolo da parte di Andrea, che ci ha stimolato, e abbiamo deciso di far valorizzare il nostro territorio e farlo conoscere a livello nazionale e non solo. Come ricordava prima il sindaco di Romano, Simone Bontorin, che ringrazio ovviamente insieme alla vice sindaco Elisabetta Casagrande, perché è grazie anche al vostro lavoro che noi siamo lì a Romano. E se non c'è sinergia tra organizzazione e amministrazione, l'ho imparato anche stando un po' in politica, non si fa niente, perciò grazie mille al vostro supporto. Dicevo, un gruppo di ragazzi che insieme hanno deciso di costruire tutto questo. Siamo partiti in piccolo, ma siamo diventati una squadra vincente, una squadra che vuole creare non dei concerti, come ricordava prima Andrea, ma bensì un festival che deve essere interattivo, deve far vivere il territorio a 360 gradi, devono esserci degli accordi tra strutture ricettive, vivere il territorio, prodotti enogastronomici. Il festival, insomma, deve racchiudere il territorio che noi amiamo. Volevo ringraziare, visto che è qui presente, a nome di tutta l'associazione, il nostro vicepresidente, Manuele Dal Bello, che è una persona che si spende 365 giorni all'anno, e vi assicuro che è così, per la realizzazione di questo evento, che è diventato ormai un punto cardine dell'estate musicale nazionale, la definisco io. Vorrei chiudere il mio intervento con una frase che ho letto questi giorni leggendo un libro e rappresenta l'associazione che io rappresento ormai da 7 anni. Questa frase dice: un uomo è un elemento cruciale in un team, ma da solo non fa una squadra. Noi siamo una squadra e questa squadra vi aspetta ad Ama Music Festival. Grazie mille. Tocca a me l'onore di chiudere questa conferenza stampa, per cui ringrazio tutti i presenti, ringrazio anche lo staff che ci ha permesso di rendere pubblica questo momento di informazione e come è stato più volte detto in questi minuti, noi vi aspettiamo non solo per quella che è l'aspetto musicale, che è fondamentale, ma vi aspettiamo per vivere l'esperienza che Ama Music Festival dà. In quanto rappresentante del comune di Romano d'Ezzelino, vi aspettiamo principalmente a Romano d'Ezzelino, vi invitiamo a visitare tutto il territorio circostante e ad apprezzarne non solo la capacità di farvi stare a casa, di farvi sapere che sarete a casa, ma anche sappiamo che saremo lì per voi
per rendere la vostra esperienza, il vostro momento di soggiorno, il vostro momento di visita, ma soprattutto la vostra partecipazione al festival, un'esperienza che vi ricorderete. E su questo ringrazio nuovamente l'organizzazione di Ama Music Festival, con Luca presidente, con Andrea direttore artistico e con tutto lo staff che hanno alle spalle, che da settimane stanno lavorando per rendere il parco di Villa Negri ancora più bello, ancora più accogliente. Per cui ci vediamo ad Ama Festival.